Luca Montagnin, presidente di CNA Padova Rovigo, realtà che ha completato la fusione a settembre, che l'ha festeggiata proprio qui il 22 settembre se non sbaglio. Oggi siamo qui per parlare appunto del meeting della giostra. Qual è il ruolo delle associazioni di categoria nel sostenere queste imprese e che cosa cambia per le imprese che si occupano di giostre alla luce anche dell'accorpamento delle due province. Bene, grazie, buongiorno a tutti quanti. Allora, l'accorpamento è proprio un accorpamento che vuole segnare una strada perché essere più uniti, essere i maggiori, più uniti e insieme si riesce anche a contare di più nei tavoli dove si deve contare. Ecco che allora, avendo unito le due province Padova e Rovigo, la nostra associazione del CNA rappresenta più di 10.000 aziende con 180 collaboratori pronti subito per poter dare quei servizi con informazioni alle nostre aziende associate, con 20 sedi dislocate sul territorio tra Padova e Rovigo. Questo proprio in aiuto anche alle nostre imprese artigiane e anche nel comune di Bergantino, di Berlara e di Calco, imprese proprio insite sul distretto della giostra e imprese che oggi vedono anche un po' la sofferenza proprio per l'accesso al credito, per anche la burocrazia che si sta vivendo in questo momento e per anche la difficoltà del riconoscimento della proprietà intellettuale. Ecco che allora la nostra associazione del CNA vuole essere presente, portare questi problemi e voler trovare le soluzioni sia a livello regionale che sia a livello nazionale, perché abbiamo bisogno proprio di queste aziende per far riconoscere il valore che proprio abbiamo nel nostro territorio, il valore delle nostre aziende artigiane, che ricordo sono artigiani evoluti, li chiamo oggi e coraggiosi, perché negli anni 60, da un'idea della bicicletta, sono riusciti poi a sviluppare questo distretto da due artigiani, questo distretto della giostra che oggi conta più di quasi 200 aziende, 100 aziende circa insite proprio in questi territori, questi comuni, ma che riesce a creare un indotto di circa 250 milioni di fatturato.